In attesa della consegna del premio Grana Padano Forme di Solidarietà e Occhio al Peso, qui al Caseus Veneti edizione 2013 a Fanzolo di Vedelago, noi facciamo una passeggiata in mezzo ai formaggi. Come potete vedere ci sono anche tantissime persone e noi chiediamo a questo signore, per esempio, buongiorno, lei Buongiorno. signor? Giorgio. Giorgio, di dove? Di Vedelago. Di Vedelago. E qual è il suo formaggio preferito? A me piace È tanto. tra questi? La casatella trevigiana e poi anche gli altri formaggi, il mezzano. È la prima volta che partecipa al Caseus Veneti, che viene a una manifestazione? Sì, la prima volta. Cosa le sembra? Bello, interessante. Pensava che ci fossero così tanti formaggi in Veneto? No, non pensavo che ci fosse, no, non pensavo proprio che ci fossero tanti formaggi così. Grazie, buona Prego. passeggiata. E adesso invece scegliamo una donna, buongiorno. Signora, posso disturbarla? Lei è la signora? Graziella, Graziella, lei di dov'è? io sono di Romano d'Ezzelino. Prima volta che partecipa, che viene al Caseus Veneti? Sì, la prima volta. Sì. Ha già adocchiato qualche formaggio che Beh, potrebbe incontrare i suoi gusti? Diciamo che mi piacciono molto, quindi un po' tutti. Un formaggio veneto che le piace? Il formaggio veneto, oddio, quello più semplice è l'asiago. L'asiago, benissimo, l'asiago. Grazie signora. Prego. Madrina di questo Caseus Veneti edizione 2013, Eleonora Daniele. Allora, qui parliamo anche di solidarietà, Eleonora. Sì, parliamo di solidarietà, parliamo di grandi produttori lattiero-caseari veneti che insieme si sono messi ormai da tanti anni insieme in questo grande evento, che è un evento enogastronomico italiano. Dico italiano perché la produzione lattiero-casearia veneta è una delle produzioni più importanti italiane, per cui rappresentano il nostro grande Made in Italy anche all'estero. Pensiamo a Grana Padano, insomma, dove sicuramente in questa iniziativa è stato un grande protagonista e poi di tanti altri produttori lattiero-caseari. Mi viene in mente il Piave, mi vengono in mente tanti altri, Montasio, mi vengono in mente tanti formaggi davvero buoni che sono delle nostre parti veneti. Però anche, come dicevi tu, solidarietà, perché c'è un evento benefico ormai ogni anno grazie al quale noi riusciamo diciamo, a creare dei progetti per l'autismo adulto. Grazie Eleonora Daniele, ci vediamo tra poco sempre qui da Villa Emo di Fanzolo di Vedelago per il Caseus Veneti. Adesso ne fai una